Venerdì 11 gennaio presso la caserma Simone Simoni di Sora si è svolta la cerimonia di avvicendamento del comandante del 41° Reggimento IMINT Cordonance alla presenza del comandante della Brigata Informazioni Tattiche, il generale Ettore Pontiroli, di autorità civili, religiose e militari del territorio. Hanno partecipato alla cerimonia anche i familiari dei giovani caduti per la patria, le famiglie Catenaro, Polsinelli e Ferri, i labari delle associazioni combattentistiche d'Arma ed i gonfaloni dei comuni. Il colonnello Carlo Conte nel suo discorso di commiato ha ripercorso i 17 mesi di comando, sottolineando i risultati conseguiti grazie all'impegno del personale militare e civile ed alla proficua collaborazione con le istituzioni ed i comuni del territorio. È doveroso per me, quale ultimo atto di comando, davanti a questa importante platea di ospiti, ricordare e riconoscere i risultati ottenuti dal personale che qui è schierato o collegato in videoconferenza dai teatri di operazione. Il 41° IMINT ha continuato ad assicurare le rotazioni di assetti, senza mai una sosta, nell'operazione in Kosovo e a strade sicure Terra dei Fuochi, confermando l'altissimo livello di preparazione e professionalità come dimostrato dalle decine di riconoscimenti attribuiti. In aggiunta ha recentemente incrementato il supporto operativo con l'impiego di droni e radar nelle operazioni di esercitazione all'estero, Bulgaria, Libano, Romania e sul territorio nazionale, in Liguria, nel contrasto alla diffusione della peste suina africana, assicurando peraltro sempre in aggiunta assetti in continua prontezza per la NATO, con il risultato che tutte le capacità del reggimento, terrestre ed aeree, sono tornate ad essere impiegate all'estero. Inoltre, nel più ampio quadro di innovazione dell'esercito, il reggimento è stato il protagonista nella formazione degli operatori droni, raggiungendo nel 2025 l'ambizioso obiettivo di oltre 1000 qualificati, confermato anche per il 2026, organizzando il primo Grand Prix droni dell'esercito e rappresentando la forza armata al Best Drone Warfighter Competition, organizzato in Germania dall'esercito statunitense a dicembre 2025. E questo tutto in uno sforzo interforze grazie alla collaborazione con il Centro di Eccellenza PR dell'Aeronautica Militare. Inoltre, da aprile 2025, presso il 41° si formano tutti i volontari in ferma iniziale dell'esercito, con l'incarico di aiuto operatore IMINT. Questa, tra le tante novità, è quella che mi tocca più da vicino, perché ammetto che riaprire il reggimento ai giovani soldati, avviandoli alla qualifica per l'impiego dei droni, rappresenta la misura più importante per il futuro dell'unità, che può così integrare la massima esperienza e professionalità degli operatori IMINT più anziani, veterani di Iraq, Afghanistan e molteplici altre attività operative, alle idee innovative e all'intraprendenza dei giovani volontari. In aggiunta vorrei sottolineare l'importanza di aver aperto le porte della caserma Simoni alle istituzioni locali. Rimarrà per me un ricordo indelebile l'attività svolta con il liceo artistico Valente di Sora, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso il reggimento, con la realizzazione del murales dedicato ai militari caduti nell'adempimento del dovere, il caporal maggiore Catenaro, il maresciallo capo Polsinelli e il sergente Ferri, che invito tutti i presenti a vedere, non solo perché artisticamente è bello, ma per l'alto valore simbolico posto in un luogo altamente visibile della caserma, affinché le migliaia di militari che ormai annualmente passano e continueranno a passare da Sora per la formazione abbiano un chiaro esempio di valore e valori a cui ispirare la loro vita militare ed il loro addestramento. Inoltre ricordo l'accordo con l'Istituto Tecnico Agrario di Alvito con uno scambio di competenza tra i nostri operatori e gli studenti, usando proprio la caserma come una palestra di apprendimento e ancora una volta mettendo i giovani al centro del nostro progetto. Infine, a conferma di questo legame indissolubile con il territorio, una particolare menzione meritano le dichiarazioni di intenti con l'Associazione Amici del Volo di Alvito e le convenzioni in corso di formalizzazione con i comuni di Pescosolido e di Alvito, oltre alla splendida usuale collaborazione con il comune e la città di Sora.
La guida del 41esimo Reggimento Imint Cordonance è stata assunta dal colonnello Marco De Santis, il quale si è mostrato profondamente onorato di assumere il prestigioso comando del 41esimo Imint. Il sindaco di Sora, Luca Di Stefano, ha rivolto un saluto al nuovo comandante augurandogli buon lavoro ed ha salutato e ringraziato il colonnello Carlo Conte per l'attività svolta, ribadendo il forte legame che unisce la città di Sora al reggimento. Una giornata importante per la nostra città, per il nostro territorio, per il 41esimo Reggimento Imint Cordonance. C'è l'avvicendamento del nuovo colonnello, quindi un ringraziamento per il lavoro svolto al colonnello Conte e un augurio di buon lavoro al colonnello De Santis che tornerà qui, quindi un grande piacere ritrovarlo, ma soprattutto anche con la nostra amministrazione abbiamo voluto ribadire la centralità e l'importanza di questo reggimento, conferendo qualche anno fa la cittadinanza onoraria al 41esimo Reggimento Imint Cordonance, quindi come amministrazione saremo sempre al loro fianco per supportarli in ogni occasione.